Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, benvenuti a questa edizione sera del nostro audio video giornale. Apriamo subito con la cronaca per quanto è accaduto in Friuli Venezia Giulia con gli aggiornamenti in merito ai due assalti bancomat avvenuti nella notte in provincia di Trieste e Pordenone. Non si ferma l'opera da parte delle band dedicate agli assalti dei bancomat. Lo sportello automatico dell'istituto di credito installato nella sede municipale è stato fatto saltare nella notte a Sgonico, in provincia di Trieste. A causa dell'esplosione l'edificio è rimasto danneggiato. Dopo il furto gli autori sono fuggiti e hanno abbandonato il mezzo rubato non lontano nella boscaglia all'interno del Carso triestino. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 2:30. Sul posto sono giunte le volanti della questura, la polizia scientifica e gli artificieri dell'esercito per verificare che non ci fosse pericolo di ulteriori esplosioni e successivi crolli. Indagini sono in corso da parte della Mobile Giuliana, che ha acquisito i filmati di alcune telecamere di videosorveglianza per poter ricostruire l'accaduto e risalire all'identità degli autori del furto. Il danno supera i 45.000 euro, mentre il bottino finito nelle casse dei malviventi poco più di 4.000 in contanti. Gli stessi autori potrebbero essere coloro che successivamente hanno preso di mira lo sportello ATM della BCC pordenonese a Pravis Domini. Stiamo in provincia di Pordenone, ma ci spostiamo a Travesio per dire che al termine di una mirata attività di indagine di polizia giudiziaria da parte dei carabinieri di Meduno, insieme ai colleghi di Spilimbergo e coordinato il tutto dalla procura di Pordenone, sono stati individuati gli autori di numerosi episodi di furti, danneggiamenti e incendi verificatisi a Travesio tra dicembre e inizio aprile. Si tratta di due giovanissimi, un 17enne e un 20enne, entrambi residenti nella zona. I due ragazzi, oltre ad essere stati denunciati per i 3 furti, dovranno anche rispondere di alcuni danneggiamenti che gli stessi hanno effettuato nel periodo natalizio ad alcuni residenti nella frazione di Toppo. Comunque ulteriori indagini sono in corso da parte, come detto, dei carabinieri, in particolare della compagnia di Spilimbergo, responsabile per territorio. E adesso cambiamo argomento, andiamo a Trieste e parliamo di piattaforma logistica. Siamo alla firma di un atto importante che arriva dopo anni sia di attività concrete, di progettazione, costruzione e oggi ormai gestione della piattaforma logistica, ma anche di tanti atti che abbiamo portato avanti noi come amministrazione pubblica, e prima PLT e oggi ALA PLT come soggetto concessionario. Non saranno gli ultimi probabilmente, ma finalmente mettiamo un atto vero di realizzazione, di concretizzazione di tutto questo grande lavoro che è iniziato tanti e tanti anni fa e che negli ultimi anni ha preso la via reale di concretizzazione. Yeah, we signed today the concession for the HALA PLT Italy, the next step in the development of our port here in Trieste, and very happy to have done that and looking forward to the next steps and the further growth. Restiamo in argomento per quanto riguarda il porto di Trieste, ci spostiamo adesso sulla ferrata perché importanti novità per i collegamenti via treno tra il porto e il Nord Europa. Si rafforza il collegamento ferroviario tra il porto di Trieste e Norimberga. Il servizio è partito lo scorso novembre, che congiunge il terminal Summersea Port del porto giuliano e il terminal intermodale Tricon di Norimberga, gestito dal gruppo Bayerhafen, lungo un corridoio ferroviario di oltre 680 km, si consolida raddoppiando le sue frequenze di circolazione, che passano da 1 a 2 per settimana. Lo rende noto l'autorità del sistema portuale del mare Adriatico orientale.
Da novembre ad aprile le unità movimentate sono state 1400 con un risparmio di circa 1200 tonnellate di CO2 e di 3266 kg di ossidi di azoto. Fattore chiave di questa crescita, spiega l'Authority, è la collaborazione consolidata tra Alpe Adria, società che si occupa dello sviluppo dei servizi di trasporto intermodale del sistema logistico dello scalo giuliano, e la DFDS, gruppo danese leader del trasporto Ro-Ro. Con il servizio vengono movimentate unità intermodali con merce time sensitive che, una volta sbarcata a Trieste dalla Turchia, necessitano di arrivare a destinazione nei tempi più brevi possibili. Prossimo step, annuncia l'Authority, sarà attirare e gestire sul corridoio volumi di container che sbarcano a Trieste con le navi delle principali shipping line provenienti dal Far East. Il nostro sistema logistico, afferma Zeno D'Agostino, presidente dell'autorità, è in grado di rispondere alla domanda attraverso il costante sviluppo del network intermodale. Con l'aumento della capacità ferroviaria nel 2025 potremo garantire la movimentazione di quasi 3 volte quella attuale, grazie al potenziamento dell'impianto ferroviario. Lo sport. Udinese domani in campo alle 12:30 a Benevento contro la locale formazione per il turno di campionato. Gotti sembra orientato a mescolare le carte dopo le prestazioni deludenti della sua squadra, e soprattutto domani i tifosi più che il gioco si aspettano i risultati, perché a questo punto il bonus si è un po' perso per strada e bisogna fare punti importanti per evitare spiacevoli sorprese, ma soprattutto quello che ci si augura, anche se, ripeto, contano i punti e non quello che succede in campo, ci si augura insomma anche di vedere la cosiddetta maglia sudata e magari qualche tiro in porta come Dio comanda, e un po' di grinta che non guasta mai. Si è invece conclusa pochi minuti fa la sfida del Pordenone, recupero del campionato di Serie B. Ricordiamo che la Serie B è ferma, riprenderà chiaramente sabato prossimo, ci saranno ancora poi 4 partite per chiudere la regular season. Il Pordenone che ha pareggiato in casa 2-2 con il Pisa, vantaggio dei nerazzurri pisani al terzo minuto con Marconi, pareggio pochi minuti dopo all'11° su rigore da parte di Ciurria, nuovo vantaggio ospite al 45° del primo tempo sempre dagli 11 metri ancora con Marconi, gol definitivo del 2-2 di Zamarini al 65°. Da segnalare che dall'11° minuto del secondo tempo il Pordenone ha giocato in 10 per l'espulsione di Barisona. Andiamo a vedere velocemente la classifica della Serie B che si completa in vista del rush finale. Vede sempre l'Empoli al comando con 66 punti, al secondo posto il Lecce con 61, Salernitana 60, Monza 55, Venezia 53, Cittadella 50 insieme alla SPAL, Chievo 48, Reggina 47, Brescia 44 insieme al Pisa, Cremonese 43, Pordenone adesso a 41, fa coppia con il Vicenza, il Frosinone a quota 40, Ascoli 37, Cosenza 32, Reggiana 31, Pescara 28, Entella chiude all'ultimo posto con 22 punti. Ricordiamo che sabato prossimo il Pordenone sarà di scena allo stadio, anzi al Mapei Arena, stadium del tricolore di Reggio Emilia, proprio contro la Reggiana. Per quanto riguarda i calcoli, perché bisogna ricordare che in Serie C retrocedono praticamente le ultime 4, ma per giocare il playoff ci deve essere almeno 4 punti tra la quartultima e la quintultima per poi accedere, come detto, al play out di retrocessione. Il Pordenone adesso viaggia a 41, come detto il Cosenza è a 32, dunque ci sono 11 punti da gestire, vuol dire più 7 rispetto alla quota play out, ma ci auguriamo insomma che con 2 vittorie teoricamente, altre 2 vittorie e un pareggio, il Pordenone teoricamente è fuori dai problemi per quanto riguarda l'eventuale guaio play out. Con questo è tutto, vi ringraziamo come sempre per la visione e l'ascolto e vi diamo appuntamento più tardi per le altre notizie. Chiaramente nel corso della giornata, della serata in particolare, se ci saranno novità vi terremo aggiornati. Alla prossima.
Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.